Ha avuto un positivo riscontro la seconda edizione di Sicilia in Bolle che si è svolta al Madison con la cornice della splendida Scala dei Turchi. La manifestazione organizzata dall'AIS, Associazione Italiana Sommelier di Agrigento, ha visto la partecipazione di diverse aziende vitivinicole siciliane con i loro spumanti, metodo classico, spumanti Charmat e vini frizzanti. Camillo Privitera, presidente regionale dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier, presente qui a Realmonte al Madison. Non poteva non mancare alla seconda edizione di Sicilia in Bolle, un appuntamento che cresce, Presidente. Sì, un appuntamento che cresce grazie al fatto che tante aziende producono questa tipologia di vino e che vede la Sicilia protagonista anche in questo settore. Una Sicilia protagonista in vini metodo classico, in vini metodo Charmat, in vini che si abbinano benissimo con i piatti della nostra ristorazione, dove si può esprimere al meglio la competenza e la conoscenza dei nostri agronomi e dei nostri enologi. Qui un grande evento di confronto, di discussione, ma soprattutto anche una grande festa del vino siciliano. L'AIS è presente regionalmente, una presenza che aumenta anche perché dico come lavoro è un lavoro che attrae i giovani e nello stesso tempo c'è un'offerta che supera anche la domanda. Certo, c'è un'offerta maggiore, oggi il metodo classico e le bollicine sono un prodotto che si è allargato come periodo di consumo, non è più solo confinato in alcuni periodi dell'anno, ma oggi assolutamente viene bevuto tranquillamente tutto l'anno. Grande merito va alla delegazione di Agrigento, un gruppo di lavori che sono i ragazzi di Agrigento che sono loro che si sobbarcano prevalentemente, anzi quasi totalmente, il lavoro di organizzare questo evento. C'è da dire che attraverso l'organizzazione di questi eventi si dà anche un input affinché questi posti vengano visitati, per cui non solo conosciuti i prodotti enologici, non solo conosciuti i prodotti della ristorazione, ma anche organizzare l'evento significa venire nei luoghi, muovere quello che è quel turismo che vuole nella ristorazione soddisfazione, cerca piacere, ma che vuole anche godere delle bellezze che abbiamo in Sicilia. La Scala dei Turchi da questo punto di vista insomma, non è certamente seconda a nessuno, non in Sicilia, ma possiamo tranquillamente dire a livello mondiale. Un'analisi del vino siciliano, a Vinitaly conquistiamo sempre fette di mercato, questo diciamo, ci fa ben sperare anche per la prossima stagione. Beh, il vino siciliano in questi anni ha nell'immaginario, nell'idea che si è fatto il consumatore nazionale e internazionale è cresciuto molto. Ha una grande appetibilità perché Sicilia è sinonimo di qualità, Sicilia è sinonimo di affidabilità. Le aziende siciliane sono capofila per quello che riguarda qualità e comunicazione anche del prodotto siciliano. Questo però non significa che siamo arrivati, assolutamente. I numeri dicono anzi che abbiamo ancora tantissimo lavoro da questo punto di vista da fare. Però quello che si è realizzato è importante. La strada che si è percorsa è una strada positiva perché ha indicato che si è puntati sulla qualità e sulla valorizzazione dei territori siciliani. Ecco, ora bisogna consolidare e crescere, ma credo che le premesse sostanzialmente ci siano, cioè credo che la volontà dei produttori e delle associazioni punti e miri a questo. In questo spendo una parola per la mia associazione, un ruolo credo non secondario, ma anzi da primo attore in quello che è stata l'evoluzione del vino siciliano, perché sicuramente ci vuole la qualità, ma altrettanto di pari passi ci vogliono quei soggetti e l'Associazione Italiana Sommelier è stata prima, credo, soggetto fondamentale in questo caso, a far conoscere, a promuovere e soprattutto a formare tante persone che oggi bevono il vino, parlano di vino e comunicano il vino. Ecco, perché piace così tanto il vino in bolle? Piace perché in apparenza è facile, perché è fresco, ma nella realtà è un vino che se lo andiamo a degustare, lo andiamo ad affrontare, in realtà ha una sua storia, una sua ricchezza, una sua complessità. Perché è un vino di immediato approccio, ma che però poi per la ricchezza che esprime dal punto di vista organolettico, ma anche dal punto di vista della metodologia di produzione, non può non far altro che affascinare. La bellezza del perlage è qualcosa che chiaramente è estasiante per gli occhi, ma la bellezza del perlage è qualcosa che ci dice anche di quanto duro, faticoso e importante è il lavoro di chi produce questo tipo di vino.
qui si riesce a mettere assieme e a vedere, a evidenziare ancora meglio quello che è la conoscenza, le metodologie di preparazione e il lavoro di chi lo produce attraverso la bellezza di questo vino, che è bellissimo da odorare, bellissimo da gustare, però anche molto bello da vedere. Il suo vino preferito non nel senso di marca ma nel senso di gusto, ecco, quando lei è solo cosa gusta con la sua famiglia, con la sua compagna? Allora, preferibilmente, allora, mi ribalto la domanda. Se sono indeciso su cosa bere, trovo assolutamente una via d'uscita veramente nelle bollicine e nel metodo classico in modo particolare. Ma perché? Perché è un vino che è di grande abbinabilità su tanti piatti, un vino che puoi bere anche da solo, puoi accompagnare con piatti semplici o con piatti articolati e complessi. Cioè, anche da solo è un vino che fa compagnia. Francesco Baldacchino, presidente provinciale AIS, Associazione Italiana Sommelier. Sicilia in Bolle è al secondo appuntamento, un appuntamento che quest'anno si caratterizzerà come? Allora, rispetto all'anno scorso, già un anno di esperienza ha fatto molto. Abbiamo cercato di differenziare nei due gazebbi che la nostra struttura, la struttura che ci ospita ci dà, e dividere quello che è il metodo classico, quindi una produzione di spumante fatta in una determinata maniera, con quello che è il metodo Charmat e i vini frizzanti. Come si svolgerà l'evento questa sera rispetto alla precedente edizione? Ci saranno delle novità, la sciabolata, altre cose? Sì, adesso faremo una sciabolata di benvenuto. La sciabolata è un'usanza che ha origini antichissime, erano le guardie di Napoleone che per festeggiare ovviamente con delle bottiglie di champagne francese e aprivano le bottiglie di champagne con la sciabola. Da quel momento è nata questa usanza, fatta da alcuni sommelier soprattutto, che in momenti particolari si fa e si dedica questa sciabolata a qualcuno. Noi adesso la faremo per la nostra manifestazione che è Sicilia in Bolle. Rispetto all'anno scorso avevamo 25 aziende, quest'anno ne abbiamo 35. Devo dire che l'anno scorso eravamo noi che contattavamo le aziende, quest'anno molte aziende, visto il successo che ha avuto la manifestazione precedente, ci hanno contattato. Oltre alla differenza di tipologie diverse di spumante, abbiamo inserito momenti di arte con dei pittori che stanno già da un paio di ore facendo dei disegni su quella che è la Scala dei Turchi e il paesaggio del posto, per l'appunto. Dei momenti musicali, avremo alla fine dei balli sotto le bolle, facendo questo gioco di parole con un DJ del posto molto famoso, e altri momenti di gastronomia. Insomma, abbiamo cercato di arricchire un po' di più rispetto all'anno scorso l'evento. Con la presenza dell'AIS ad Agrigento, in quest'anno come si è evoluta, Presidente? Allora, devo dire la verità, abbiamo avuto un crescente di numeri di partecipanti ai corsi, di manifestazioni e di eventi. Diciamo che sul territorio ormai ci conoscono e ci apprezzano, per fortuna, che è il frutto di tanto lavoro fatto dalla nostra delegazione, perché io in questo istante parlo, ma accanto a me c'è un gruppo di 7-8 collaboratori che ci dividiamo tutto, le ore, il lavoro e i compiti. In più tanti altri ragazzi aspiranti sommelier che partecipano ai corsi e agli eventi. Devo dire che la famiglia cresce, si allarga e tanti appassionati si avvicinano sempre più a questo mondo. Parliamo della prossima stagione, che vendemmia ci sarà quest'anno? Allora, le previsioni ancora sono... Allora, l'estate è stata caratterizzata sino adesso da un po' più di fresco, quindi diciamo che per noi siciliani questo è una gran cosa. Ci saranno sicuramente vini più freschi, vini che sicuramente, soprattutto i nostri bianchi, potranno invecchiare un po' di più, perché è troppo caldo dà origine a vini che di solito non possono invecchiare più di tanto. Sì, se continua così, io mi dispiace per coloro che aspettano il caldo per andare a mare, però un po' più di fresco e soprattutto nel periodo dei mesi successivi una temperatura un po' più costante e fuori il caldo dopo, sicuramente avremo un'annata ancora migliore rispetto a quella di quest'anno. Un'ultima domanda, Presidente, il gradimento dei vini siciliani come nella scala dei consumi, e qual è secondo lei il vino, i vini che
diciamo, in questo momento vanno maggiormente nel gusto del pubblico? Allora, a livello nazionale e internazionale c'è sempre più richiesta di vini siciliani. Abbiamo iniziato 10 anni fa con il boom del Nero d'Avola, anche 10-12 anni fa c'è stato il primo boom del vino siciliano che ha ripreso l'ascesa col Nero d'Avola. Poi il Nero d'Avola è stato poi un po' raggiunto dal successo delle altre produzioni regionali. Oggi c'è l'Etna che sta spopolando un po' dappertutto. La richiesta c'è, i concorsi internazionali ad esempio testimoniano di grandissimi premi fatti, cioè appannaggio delle nostre produzioni. Il Vinitaly, il miglior bianco, è un vino della zona di Monreale, quest'anno in assoluto su più di 1000 vini in concorso il miglior bianco è un bianco, cioè bianchi di tutto il mondo, è un bianco siciliano. A Bruxelles c'è stata la vittoria di un'azienda della nostra provincia, quindi diciamo che i risultati ci sono, le vendite aumentano, è un settore dell'economia nostra che è in continua ascesa malgrado la crisi perduri. Quello che mi auguro io è che gli organi preposti, i nostri amministratori attenzionino un po' di più questo mondo che veramente sta dando tante soddisfazioni alla nostra terra. Gaia Castelli dell'AIAS, seconda edizione di Sicilia in Bolle, come andrà quest'anno e qual è il suo compito? Allora, quest'anno abbiamo cercato di dare il massimo rispetto anche all'anno scorso, essendo l'edizione 0, e abbiamo cercato di creare un primo giorno di estate, essendo oggi il 21 giugno, quindi un'estate, per iniziare l'estate frizzante, in modo glamour, in modo molto leggero e ovviamente sempre affacciati alla Scala dei Turchi sul Madison Sala Trattenimenti. Io nello specifico di AIS Agrigento mi occupo della parte della comunicazione, quindi ufficio stampa, ho curato appunto i collegamenti con le aziende che si sono rivelate rispetto ovviamente anche all'anno scorso, molte di più, abbiamo 32 aziende, quasi 70 etichette vitivinicole, quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta per i nostri ospiti, puntiamo anche a un servizio di qualità, ovviamente ci sarà una cena fino al dolce, un DJ set, la musica, quindi proprio un modo per brindare all'estate e alla Sicilia. Quindi un evento che cresce, diciamo, già alla seconda edizione quest'anno. Assolutamente sì, noi vogliamo appunto che sia un evento che continui negli anni, perché comunque la gente diciamo che ha fame di novità, ha fame di eventi, soprattutto nell'Agrigentino, e poi diciamo che ci siamo anche un po' distinti, soprattutto su Facebook, ovviamente abbiamo avuto un grandissimo riscontro, quasi 20.000 mi piace, 20.000 condivisioni in totale per questa seconda edizione. Puntiamo sempre a fare di più, sicuramente ci saranno tantissime novità il prossimo anno, già stiamo lavorando. I giovani sommelier so che sono ben recepiti dal mercato. Sì, diciamo che abbiamo avuto anche molti corsisti in più rispetto a quest'anno, abbiamo fatto 2 corsi AIS sia su Agrigento che su Sciacca, quindi molti trovano lavoro nelle grandi alberghi, nelle grandi catene di lusso soprattutto, perché il sommelier è diciamo una figura apprezzatissima e che comunque deve rimanere sempre aggiornata. Ecco, una domanda che può sembrare semplice, ma magari per chi non è particolarmente appassionato al vino, qual è il compito del sommelier? Cosa fa un sommelier solitamente? Il sommelier principalmente promuove la cultura del vino, ovviamente cura il menù di un ristorante, quindi è affiancato al ristoratore per cercare di esaltare al meglio i cibi e le pietanze, abitandoli appunto a comunque un beverage che è destinato a una clientela selezionata che comunque è amante del buon bere e del buon mangiare. So che ci sono vari livelli di corsi che voi fate, no? Sì, noi come AIS in generale, AIS Italia, AIS Agrigento promuoviamo 3 corsi, per diventare sommelier appunto ci vogliono 3 corsi, 3 qualificazioni, al terzo livello appunto si effettua un esame in cui appunto si diventa sommelier e poi si può continuare a diventare relatori, degustatori e continuare la propria ascesa diciamo nel mondo del vino. Ecco, un vino che per ora va per la maggiore?
Vabbè, non posso citare aziende per una questione di brand, però appunto le bollicine sono assolutamente un vino, comunque una nicchia che sta spopolando, non è più relegato diciamo al Capodanno, ma diciamo che la bollicina viene assunta appunto anche soltanto per brindare, anche come aperitivo, e noi anche con Sicilia in Bolle siamo fieri di aver diciamo promosso questa cultura della bollicina. Alessandro Mauro, un po' l'anima di questo Sicilia in Bolle alla seconda edizione, possiamo fare un consuntivo di questa serata? Troppo buono, direttore per l'anima, ma in verità c'è un bel gruppo dietro che lavora in maniera assidua e i risultati sono questi: una serata elegante, una bella serata, 32 o 33 cantine, quest'anno abbiamo avuto il top pure, non so se l'avete visto, dei vini dell'Etna, molte aziende che hanno creduto in questo evento, che sono presenti e che ci hanno fatto tanti complimenti. Questo è quello che volevamo, questo è quello che vuole l'AIS, cercare di raggruppare le eccellenze della nostra Sicilia, e oggi qua sul Madison e sulla straordinaria Scala dei Turchi abbiamo le eccellenze della Sicilia per le bollicine. Ecco, perché questo successo di Sicilia in Bolle? Perché le bollicine intanto sono una grande passione di tutti noi. Bere una bollicina ti dà quella sensazione così frizzante, così bella. Ricordiamoci che siamo in estate, quindi bere la bollicina fa sempre piacere. Noi siciliani stiamo diventando bravi, anzi siamo diventati bravi a fare le bollicine, e questo è il successo di Sicilia in Bolle. Ecco, tante aziende hanno creduto a questo evento, ci sono tante aziende che già l'anno scorso erano presenti, ma anche tante nuove aziende, segna che è un settore che diciamo in continua espansione, ma evidentemente anche il posto, l'organizzazione, che quest'anno devo dire è più qualitativa rispetto all'anno scorso, è importante. Tante aziende, io dicevo prima che noi abbiamo avuto una grossa presenza delle aziende dell'Etna e questo per noi è una grossa soddisfazione. Le aziende sì, l'anno scorso ci hanno creduto, quest'anno a maggior ragione. Quest'anno la qualità devo dire che è molto molto superiore. Un altro anno quali saranno le sorprese per l'edizione 2017? Un altro anno Sicilia in Bolle 2017 sicuramente avremo delle novità, ma in questo momento abbiamo più dell'80% delle eccellenze siciliane e per noi è un orgoglio straordinario. Comunque l'AIAS è presente, devo dire, anche come iscritti, un settore che in provincia di Agrigento i sommelier diciamo, sono contenti, anche perché c'è poi un riscontro anche per il mondo del lavoro. Allora l'AIS, ripeto, e forse magari certe volte sono ripetitivo, l'AIS, la delegazione di Agrigento ha fatto un lavoro incredibile. Considerate che nell'ultimo corso, il primo livello, ci sono stati più di 80-90 iscritti, se non sbaglio Angela mi aiuta, 90 iscritti tra Agrigento e Sciacca. La presenza assidua, perché ricordiamoci che qua dentro in questo momento non ci sono soltanto addetti ai lavori, ma c'è anche molta gente appassionata proprio perché molti di loro hanno iniziato ad avvicinarsi al vino merito dei corsi che abbiamo fatto, e 80 persone, 80 iscritti significa eguagliare Catania, Palermo, zone dove la popolazione è molto superiore. Non potevamo non chiudere lo speciale con Angela, una sommelier di terzo livello che ci dà anche la sua impressione e ci dà anche un suo parere su questo evento, sull'esperienza di questa seconda edizione in particolare. Sicuramente ci si porta a casa tanta ricchezza, è bello, è un mondo dove ti arricchisce. Quindi consiglio a qualsiasi persona ad avvicinarsi a noi, è un suggerimento vero, che solo provandolo si può vivere. Luigi Salvo, AS Palermo, Sicilia in Bolle, seconda edizione, con una valutazione di questo evento ad Agrigento qui al Madison, alla Scala dei Turchi, che è giunto appunto al secondo appuntamento.
Ma direi una manifestazione, un evento decisamente straordinario. Straordinario perché riunire oltre 30 aziende siciliane che producono bollicine non è una cosa semplice e soprattutto riunire tanti operatori di settore, quindi gente qualificata che possa valutare e anche diffondere queste bollicine dal punto di vista commerciale. Quindi direi un evento di riferimento non per la provincia di Agrigento ma direi per tutta la Sicilia. Un evento di un'importanza straordinaria perché oggi le bollicine rappresentano per il mercato del vino veramente un elemento importante e questo è un grande veicolo di promozione. Cosa si scrive oggi sul vino? Tu sei un collega, quindi posso farti questa domanda. Si scrive che la Sicilia cresce nella produzione dei grandi rossi, dei grandi bianchi e le bollicine sono da sempre una prerogativa veneta, lombarda e finalmente adesso, e questa sera qui è una dimostrazione, abbiamo della grande qualità sia nel metodo classico che nel metodo Charmat. Quindi tutti insieme dobbiamo fare sistema e parlare di Sicilia che produce grande bollicina. Quanto è importante anche per i flussi turistici, un settore importante, il vino spinge anche l'enogastronomia. Il vino è fondamentale, oggi non ci scordiamo che il turista che va nei territori vuole assaggiare prodotti di territorio e la Sicilia è vocata tradizionalmente al mare, mare significa bollicine, quindi da maggio fino a ottobre in Sicilia è possibile bere bollicine e bollicine siciliane. E questa costa è talmente bella che abbinarla alle bollicine è l'abbinamento più bello in assoluto. In controtendenza con l'andamento generale della Sicilia, diciamo che quello del vino invece è un settore particolarmente attivo, no? Che funziona, il vino in Sicilia è una delle poche realtà che funzionano veramente e dobbiamo metterlo a sistema, fare più sistema, parlarne di più, rendere più tutto qualitativamente elevato come questa sera. Distribuzione ottimale dei tavoli, calici adeguati, sommelier al servizio, gente di qualità, questa è la Sicilia che funziona. Tra l'altro la Sicilia sta diventando anche un fattore di attrazione anche per chi vuole investire nel vino, come mai, come te lo spieghi? Perché? Perché abbiamo un clima straordinario, abbiamo un grande clima, un grande territorio, abbiamo prodotti unici, l'hanno capito i toscani, i veneti che sono venuti a investire in Sicilia. Finalmente sia Agrigento, Palermo, Catania, Messina lo stanno capendo i siciliani e questo è l'elemento più importante. Qual è la presenza dell'AS di Palermo, visto che tu fai parte dell'AS di Palermo e ti occupi del territorio palermitano? Tutta la Sicilia fa un grande lavoro, l'AS fa un grande lavoro, a Palermo facciamo da anni un gran lavoro perché abbiamo un grande bacino di utenza, quindi i nostri corsi funzionano molto bene, abbiamo tante aziende vinicole che mandano i loro dipendenti ai nostri corsi, questo è molto importante. Perché significa che credono nella formazione del vino, cioè comunicare meglio il vino e noi riusciamo a formare chi sa comunicare il vino. Tonino Guzzo, enologo di grande fama, di grande livello e non poteva non mancare alla seconda edizione di Sicilia Bolle, un evento che cresce, perché? Come mai? Come mai? Bisognerebbe chiederlo alle persone. È organizzato bene secondo me. È in un posto fantastico, quindi manifestazioni di questo tenore, di questo genere ben vengano. Poi l'associazione Sommelier Agrigento è particolarmente attiva col nuovo direttivo, con Franco Baldacchino che si dà molto da fare, è collaborato dai vari collaboratori in maniera egregia. Riescono a fare queste belle manifestazioni. Questo testimonia chiaramente, la mia domanda era rivolta anche in senso metaforico, nel campo del vino che diciamo in questo momento la Sicilia continua ad acquisire posizioni di mercato. La Sicilia cresce, acquisisce nuovi mercati, speriamo di crescere bene in immagine, di poter portare quello che la Sicilia dovrebbe rappresentare nel mondo. Storia, cultura, tradizione, questo è un valore aggiunto che deve essere portato non solo con i vini ma anche con tutti gli altri prodotti che esportiamo. È un grande enologo, oggi qualche giorno fa anche un quotidiano isolano le ha dedicato una bella pagina. Ecco, qual è il segreto del suo lavoro? Lei rappresenta anche qui diverse aziende, ecco il segreto del suo lavoro qual è? Nel riuscire a fare un vino che abbia qualcosina in più rispetto agli altri, insomma, qualitativamente mi riferisco. Non è un segreto, è più che un segreto è un atteggiamento, una voglia, una necessità di andare avanti e portare avanti la Sicilia con i suoi prodotti. L'obiettivo
L'importante è questo. Ecco, ma quale in particolare, per i tanti che magari non lo sanno, chiaramente il lavoro specifico, il segreto che mette un enologo nel riuscire a fare un vino di qualità? Non c'è un segreto, c'è tanto lavoro, passione. Se uno fa un lavoro con passione, penso che diventa inevitabile che i risultati prima o poi arrivano. E arrivano anche con una certa costanza e continuità. Torino, lei rappresenta oggi delle aziende qui anche a Sicilia in Bolle e al Madison, Ci no? sono molte aziende che io seguo, sono presenti, ma non tutte. Qua accanto abbiamo Luna Sicana, che è un'azienda giovanissima, con una giovane imprenditrice veneta che ha investito in Sicilia, hanno creduto sulla Sicilia e hanno iniziato a produrre vini con l'obiettivo di fare vini di altissima qualità. Poi abbiamo Castellucci Miano, accanto a Castellucci Miano c'è Casa di Grazia, sono diversi territori della Sicilia. Abbiamo CVA Canicattì, abbiamo Tenuta Gorghitondi, quindi diversi posti della Sicilia, diversi vitigni, diversi spumanti. Ecco, la Sicilia continua a prendere posizioni di mercato, in particolare nel settore delle bollicine, cosa che prima era, diciamo, un po' monopolio del nord-est, no? Si stanno sfatando anche qui tanti luoghi comuni e tanti scettici si dovranno rifare, se ne dovranno fare una ragione, perché la Sicilia è un continente vitivinicolo e permette di produrre tutto, perché è una grande terra, permette di fare tutto ad altissimo livello, come dimostrano i risultati degli ultimi concorsi internazionali, dove dei vini bianchi sono stati dei primi assoluti, vini bianchi ottenuti da varietà autoctone, primi assoluti a confronto con vitigni internazionali provenienti dai paesi viticoli di tutto il mondo, quindi non dobbiamo aver paura di essere secondi a nessuno. Con un'anticipazione su quello che potrà essere la vendemmia 2016. Troppo presto. E della vendemmia è meglio parlare quando c'è il fieno in cascina. Lei che ne pensa di questa seconda edizione? Bellissima, questa seconda edizione va alla grande e andrà sempre alla grande. Cosa le è piaciuto? Tutto, dalla musica alla location, ai vini, alle grandi, diciamo, promozioni che dà la Sicilia, che non è da tenere, diciamo, da tenere molto in considerazione. Una grande realtà la Sicilia. Auguri a tutti. Salute. Quale vino le piace? Firriato. Non sono di parte, però sono tutti buonissimi, sicuramente. La serata si è conclusa con una megatorta, l'ormai famosa sciabolata, alla presenza dei vertici provinciali e regionali dell'AES, Associazione Italiana Sommelier. Lo ha promosso e sponsorizzato il primo anno, ora anche il secondo anno, e con una formula di successo che piace non solo per la qualità ma anche per la raffinatezza dei prodotti, diciamo, che la gente può gustare, accompagnati anche dalla cucina del vostro locale, ovviamente. Sì, devo ringraziare tutti gli organizzatori, in particolare Francesco Baldacchino, che ci ha dato anche quest'anno l'opportunità di vivere ancora meglio rispetto all'anno scorso questa seconda edizione, che vedo che sta riuscendo sicuramente meglio. L'anno scorso eravamo in tantissimi, ringraziando Dio, quest'anno lo siamo ancora in tanti e sta riuscendo tutto ancora meglio. Dobbiamo ringraziare la grande partecipazione di tutti gli sponsor, le eccellenze del vino in Sicilia. Devo ringraziare tutta questa bellissima gente, vorrei che fossero qua con me Alessandro, magari poi li intervisterei tu, Francesco, qua c'è Francesco Chiamolo. Grazie a tutti, sono veramente felice di questa seconda edizione, che sta riuscendo, grazie a tutti veramente. Possiamo chiudere questo nostro speciale dando appuntamento alla terza edizione di Sicilia in Bolle. Spero di sì, io la metteremo tutta. Se lui non si stanca di ospitarci, per noi già siamo programmati per l'anno prossimo.